Per la sanità è una professione indispensabile, eppure la carenza di infermieri continua ad essere tra i talloni d'Achille del settore. Secondo una recente stima, nelle strutture sanitarie del Veneto mancherebbero circa 2000 infermieri. Pur aumentando l'offerta non abbiamo gli studenti, quindi di conseguenza una delle sfide future per quanto riguarda la parte accademica è quella di capire quali sono le motivazioni per questa non attrattibilità, non accettabilità da parte dei nuovi studenti. A Portogruaro si inaugura il nuovo anno accademico del corso di laurea in infermieristica dell'Università di Padova, che si svolge in tirocinio all'ULSS 4 Veneto Orientale. In 20 anni di attività il corso ha formato 632 infermieri, ai quali è stato offerto un percorso all'interno dell'azienda sanitaria. Da quest'anno abbiamo 100 posti, puntiamo ad implementarli ulteriormente anche l'anno prossimo, arrivare almeno a 120. La città di Portogruaro ha messo a disposizione attraverso le sue istituzioni una nuova aula grande che stiamo allestendo anche per dare una risposta adeguata a quella che è la didattica di tipo universitario. Nell'entusiasmo dei neolaureati la consapevolezza di un impegno che ora diventa professione negli ospedali e nelle case di riposo. Sono stati 3 anni duri, tra lezioni e tirocinio non rimane molto spazio anche per la vita normale, diciamo così, però ne è valsa sicuramente la pena. Sicuramente le soddisfazioni di aver conosciuto tante persone che condividono con noi la sofferenza. Quando ti trovi a fare i primi turni, il primo contatto con il paziente, le prime notti, anche i primi casi brutti. È un'esperienza che non è irripetibile,